Questo pomeriggio siamo al Parco Balbi, qui nel centro storico di Pieve di Soligo, in compagnia del sindaco Stefano Soldan, del consigliere comunale Andrea Rossa e del capogruppo degli alpini di Pieve di Soligo Albino Bertazzon. Siamo qui perché l'amministrazione comunale di Pieve di Soligo, ma anche gli alpini, vogliono spiegare la motivazione principale che vi ha portato a tagliare diversi alberi in questi giorni. Abbiamo visto anche che nei social è esploso un po' il caso del Parco Balbi. Sindaco, cosa sente di dire? Ma semplicemente stiamo mettendo in sicurezza uno dei parchi urbani più importanti della nostra comunità e delle comunità limitrofe. È un parco di proprietà privata di cui il comune ha l'usufrutto di un percorso pedonale che è quello lungo la via del Soligo, che è stato soggetto in questi anni a diversi interventi da parte della protezione civile e del gruppo alpini, che sono intervenuti proprio per rimuovere branchi di alberi che erano collassati sui percorsi pedonali e quant'altro. Dalle varie analisi e grazie alla collaborazione e alla generosità dei gruppi alpini e della protezione civile è stato messo sempre in sicurezza il percorso. Lo stiamo facendo in questa stagione dove non ci sono stati eventi meteorologici di particolare importanza, in maniera da poter analizzare quali piante dovevano essere abbattute per i collassamenti che abbiamo visto sia in sommità e danni visti in prossimità dell'apparato radicale. Ho visto cittadini preoccupati sul fatto che si stavano tagliando delle piante. Voglio rassicurarli che non si tratta né di fantomatiche idee riguardanti il 5G o extraterrestri di varia natura. Stiamo parlando semplicemente di sicurezza dei nostri bambini, dei fruitori dei nostri parchi e la garanzia che queste piante verranno ripiantate compatibilmente con la dimensione e con la realtà delle piante. Possiamo fare se ci giriamo un attimo, vedere un grandissimo cedro che nel tempo è stato circondato da tantissimi alberi che sono morti, semplicemente con l'idea che si possono piantare alberi ovunque. Non è vero. Cioè gli alberi vanno piantati consapevolmente al tipo di albero che si va a piantare. Un cedro nel tempo darà questo tipo di dimensione, questo tipo di raggio e una problematica anche di manutenzione stessa. La manutenzione di questo cedro è costata l'anno scorso 5.000 euro al comune di Pieve di Soligo, con gli arrampicatori che hanno pulito e rese libere le varie branchie. Sotto di lui nel tempo sono stati piantati alberi che non cresceranno mai, perché l'ombra di questo albero è talmente importante da impedire la crescita naturale degli alberi, per cui non dobbiamo spaventarci se oggi rimuoviamo quello che può essere pericoloso. Gli alberi saranno ripiantati in base alla tipologia di crescita e di sviluppo che possono avere nel futuro. Lungo il sentiero abbiamo tagliato le acacie. Che purtroppo a vederle sembravano sane, però in cima avevano le punte, i rami completamente secchi e marci. Quindi con un colpo di vento cadevano giù praticamente. Sicurezza dei cittadini, perché ti ripeto qua, l'ultima domenica di agosto era un macello il parco, tutti i rami caduti giù. Io 3 giorni ci ho messo a pulire, a tirar via i rami. Io e la protezione civile che è intervenuta ancora domenica sera sotto la pioggia a tagliare e spostare quelli più grossi. Lo facciamo gratuitamente per il comune, per la cittadinanza, e non è che lo facciamo per mettersi in mostra, sia chiaro, lo facciamo perché vogliamo bene al nostro paese, per il bene del nostro paese. Abbiamo tagliato una noce là sul parco dei bambini, con un affare così in mezzo anche quella. Abbiamo un colpo di vento, i bambini giocano, giornata bella, un colpo di vento, viene giù, crack, addio. Ragazzi, questa è la sicurezza per l'incolumità dei cittadini. La gente deve capire queste cose, che non si taglia per capriccio, per la voglia di tagliare, ma perché non succedano disgrazie. Siamo in 5 qua oggi, e anche ieri, l'altro ieri in 5, perché ho detto tagliamo giù un albero alla volta, lo mettiamo in sicurezza, quindi per non fare assembramenti 5 è il numero giusto, per non essere tutti attaccati, capisci, perché in questo periodo non si può, ecco. Mi sembrava giusto sostenere anche dai banchi dell'opposizione questa iniziativa importantissima, perché insomma credo che ci siano delle cose, dei temi, soprattutto la messa in sicurezza degli spazi pubblici, insomma, che non dipenda dal colore o dalla casacca. Io poi ho fatto un post che è stato anche apprezzato, ho ricevuto anche messaggi anche privatamente, proprio in sostegno degli alpini che
nel giorno precedente erano stati anche un po' così attaccati per questo abbattimento che sembrava una cosa forzata. Non c'è stato niente di forzato, assolutamente, ok? Le piante sono state abbattute perché ammalate. Mi sembrava doveroso, insomma, ringraziare sia l'amministrazione che il gruppo Alpini, sì, e il capogruppo, nella persona del capogruppo, per tutto quello che è stato fatto, insomma.